Oggi realizzeremo un sottotazza con la tecnica della Terashi a taglio vivo. Per ottenere questa sottotazza dobbiamo procurarci il tessuto, un tessuto di contrasto e un tessutino per l'imbottitura. Iniziamo con il realizzare di cartoncino una dima delle dimensioni scelte a nostro piacere. Io ho utilizzato un cerchio di lato di diametro 32 cm perché voglio iscrivere un quadrato di lato 23 cm. A questo punto sovrappongo al tessuto la mia dima di cartoncino e traccio il bordo. Proseguo poi tagliando il tessuto, mantenendo un margine di mezzo 1 centimetro lungo tutta la circonferenza del mio cerchio. A questo punto, per rendere più visibile il contorno del cerchio che ho segnato, inizio a fare un lavoro di impuntura semplice dal dietro, seguendo il tratto della penna. Terminata l'impuntura, e questo è il risultato da una parte e dall'altra, dal rovescio iscriviamo i quadrati nel nostro cerchio. Dobbiamo fare in modo che i vertici dei quadrati stiano sulla circonferenza del cerchio impuntato nei 3 strati. A questo punto giriamo l'arco che si è realizzato e lo fissiamo con gli spilli. Li fissiamo in maniera opposta una all'altra. Ecco, realizzato. Il nostro sottotazza. A questo punto, con un cotone di contrasto, andremo a fissare tutte le 3 parti. Ora iniziamo a fissare gli archi e i 3 strati. Iniziamo da sotto, da un angolo, facendo passare il filo sotto ad un tessuto. Fissiamo il nostro angolo 2 volte in modo che sia ben fisso. Per fare questa impuntura ho utilizzato un cordonetto da ricamo di colore contrastante perché sia più evidente. In entrambi i casi i cordoni devono essere abbastanza grossi ed evidenti. Continuo a fissare i 3 strati con punti più o meno regolari e arrivo fino all'angolo opposto. L'importante è che i 3 strati siano presi tutti e 3 e che gli angoli siano ben saldi in modo tale che la stoffa non sfugga poi. Allora scendo nell'angolo
rientro da dietro e lo faccio per 2 volte, poi riesco da dietro, davanti, e vado avanti con il lavoro. Finita la seconda impuntura, togliamo gli spilli e il nostro lavoro è terminato. Girando il lavoro si avrà l'impuntura che fissa tutte quante le 3 strati di stoffa. In questo caso la impuntura bianca l'ho eseguita a mano, in altri ho utilizzato punti di decoro della macchina per cucire, da più semplici a più complessi. Per avere un effetto più vivace abbiamo utilizzato dei tessuti grossi di spessore di tappezzeria e il jeans come fondo della nostra Tarashi. Questi sotto tazze possiamo unirli uno all'altro e ottenere quindi un runner per un tavolo. Io, unendo più moduli, ho realizzato un copritavolo di jeans e all'interno ho utilizzato tessuti di tappezzeria in bianco e nero. Nei punti di incontro dei vari moduli, che formano poi un fiore, ho posto dei bottoni e degli esagoni con dei bottoncini da camicia.